metri dietro rispetto a Balotelli. Sì, Ecco Balotelli. però la posizione di là per attaccare, vedi, eccolo Rossi, qua. si smarca area di rigore, Giuseppe Rossi, l'Italia in vantaggio. Che bello vedere segnare Giuseppe Rossi. Il giocatore che gioca tra le linee, soprattutto quello che poi si butta dentro, vedi, non lo segue più nessuno. 1-2, bravissimo Balotelli. Anche un rimpallo, però lui col destro scavalca il portiere. Siamo in vantaggio con Giuseppe Rossi, Alessandro Antinelli. Un sobrio festeggiamento da parte di Cesare Prandelli, come dire, rivolgendo lo sguardo al suo staff, per la prima volta hanno fatto quello che gli chiedevo ed è arrivato il gol. Tra l'altro anche rischiato sull'uscita di Egide e Giuseppe Rossi, ma questo vuol dire che è un giocatore recuperato, non ha avuto paura di sfidare il portiere. Poi Onasi, non ci pensa due volte, con i pugni Sirigu sul tracciante del giocatore della Lazio. C'è lavoro per il portiere del Paris Saint-Germain. Rossi, ancora Candreva, Montolivo, a sinistra c'è Giaccherini, Montolivo, un varco centrale, c'è Balotelli e Gide, palla gol per Mario Balotelli al termine di una azione di contropiede architettata come meglio non avrebbe potuto. No, assolutamente, queste sono le armi con le quali deve battere questa squadra. Ci siamo arrivati, abbiamo portato a calciare Balotelli in una zona un po' defilata, però avevamo la copertura di tutta la porta avversaria, a sinistra Giaccherini, a destra Balotelli. Bravo Egide. Andiamo da Ameobi che esce dall'area di rigore per gestire questo pallone, poi lo mette in aria per il colpo di testa, il pareggio di Dicche, 1-1 al 35esimo. Il primo gol in nazionale di Dicche, però di Ameobi no, poca cosa comunque. No, ci sono le mani sulla schiena di Pasquale, però non mi sembra. Comunque subiamo un altro gol di testa, assolutamente. È il quinto nelle ultime 4 partite, Antinelli. E adesso c'è un educato dialogo a distanza tra Cesare Prandelli e l'assistente Collin. Prandelli ha detto guardalo nel maxi schermo. Arriva anche Francis, lo serve Moses, Francis ha spazio, può crossare Ameobi al volo, grande gol di Shola Ameobi, Nigeria in vantaggio, 39esimo. È stato bravo Moses a portare palla, a vedere l'inserimento di Francis. Guardate Ameobi al volo, esterno destro. Orbon è andato sull'avversario, poi andava sull'avversario invece di stargli a lato, quindi evitare quella palla, perché il primo palo diventa pericoloso, poi se fa gol sul secondo un fenomeno. Però molto bravo l'attaccante Alessandro Antinelli. La fragilità dell'Italia dopo il pareggio ha perso il filo del discorso. Giuseppe Rossi, Balotelli ancora, un rimpallo, Balotelli, il numero, il destro e Gide, un'incertezza, arriva Giaccherini, rimedia al portiere nigeriano, grande cosa di Balotelli. Non è riuscito ad angolare la conclusione. Straordinario, ha fatto veramente in un fazzoletto palleggio, si è girato poi verso la porta. Erano in 3 vicino a Balotelli. Sì, avrebbe dovuto calciare, però gli chiedevano esterno destro, vedi, con l'esterno destro la palla girava lontano dalla porta. Se la angola non c'è niente da fare. Si muove Balotelli, il pallone è per lui. Di tacco per Rossi, Rossi ancora, la poggia a Candreva, è libero Giaccherini, 2-2, Emanuele Giaccherini. È rimasto ben impressionato da parte del nostro primo tempo e crede che questa Italia si possa ripetere sugli stessi livelli della prima mezz'ora. Dice bene Antinelli, perché se un allenatore non cambia nessuno tra il primo e il secondo tempo dopo essere andato sotto 2-1, significa che ha dato fiducia alla stessa squadra, anche perché la stessa squadra per 30 minuti ha dimostrato di esserci in campo. Aveva giocato 9 partite consecutive Giaccherini, poi in panchina contro Danimarca e Armenia e Germania nelle ultime 3 uscite. Palo che è troppo vicino sul palo destro. La maledetta di Pirlo, ci arriva Edige, poi manca il tapin a Parolo. E difatti lui ha colpito il secondo palo perché il portiere aveva preso una posizione un po' troppo temeraria per paura di non prendere gol sul primo. Guarda, si lascia sorprendere poi sul secondo. E lì erano in 2 Balotelli e Parolo. Ha provato il giocatore del Parma da 2 metri, e non è un buono dire, erano proprio 2 metri alla porta. Alto. Ci ripensa Marco. Gran serie, quindi conquistiamo palla, Diamanti, finta al tiro, Parolo, il palo, sfortunato questa volta il nostro centrocampista dopo l'errore di poco fa da distanza ravvicinata. Sarà anche Moses, Musa, limite dell'area, il tocco per Ogu, il sinistro, ci arriva Sirigu e mette in calcio d'angolo con un brivido sulla conclusione dalla distanza del primo.
Ecco, vedi che non si preoccupa tanto del palo più lontano. Calcio a Diamanti, la traversa, poi Pasqualla e Niama. La rabbia di Alino Diamanti, calciata benissimo la punizione. Assolutamente, la palla poi con tutto l'interno piede accarezza il pallone. E Niama, spettatore non pagante. No, ma guarda, un metro indietro questa palla sarebbe finita in porta.